Buonasera a tutti quanti e grazie anche al Presidente della Municipalità. Mi associo all'invito di Federico di pensare di restaurare anche il circuito murario di Forte Marghera. È una spesa ingentissima perché diciamo, è occupato da una fittissima vegetazione, però per cominciare si potrebbe magari pensare a un unico bastione, potrebbe essere un lavoro sperimentale molto interessante per far cominciare a capire a tutta la gente che va lì, anche indicargli un segno della storia di questo manufatto straordinario che sta cambiando anche la vita di Mestre, proprio per l'afflusso, per le continue iniziative e poi un afflusso di persone di tutte le età. Bene, il mio compito come al solito è quello di presentare il conferenziere, però in questo caso è un compito facilitato perché Federico è senz'altro uno degli storici, degli intellettuali che più ci hanno aiutato in questo progetto Venezia. Vi ricordo che all'inizio, proprio il primo anno, ho tenuto ben 3 conferenze di carattere storico generale. Federico è una persona poliedrica e quindi presentarlo poi richiederebbe veramente tanto tempo, ma noi lo chiamiamo qui soprattutto per le sue competenze di storico di Venezia e anche per la grandissima capacità che ha di divulgare la storia di Venezia. Stasera è una serata specialissima perché iniziative anche divulgative sul Forte di Marghera ne sono state fatte nel corso degli anni. Però questa serata sarà speciale perché, io lo so già, insomma, Federico ci darà una lettura del tutto nuova su Forte Marghera. Non voglio rubargli lo spazio né prendergli la scena, però mentre fino ad oggi abbiamo sentito parlare di Forte Marghera in una maniera molto circostanziata, legata ai episodi eroici e patriottici della Resistenza, dei moti del 48, eccetera, eccetera, Federico questa sera ci farà capire che le vicende di Forte Marghera fanno parte di un quadro ben più ampio, e ci darà appunto una nuova lettura storiografica sulle vicende che caratterizzano il Forte e che hanno fatto la storia di Mestre, oltre che di Venezia, perché il manufatto del Forte di Marghera, ideato, iniziato dai francesi e poi completato dagli austriaci, è un manufatto che di fatto, anche dal punto di vista urbanistico, ha letteralmente cambiato le sorti di questo territorio. Quando parlo di questo territorio non mi riferisco solo a Mestre, ma mi riferisco anche a Venezia, la cui Repubblica ormai era caduta qualche anno prima. E tra l'altro, proprio in questa prospettiva, che è la prospettiva del progetto Venezia, rivedere la funzione e il ruolo storico che ha avuto Forte Marghera ci consente anche di interrogarci da un'altra angolazione, soprattutto sulla storia di Mestre, perché molti di quelli che intervengono sul Forte Marghera dicono che appunto è il primo forte fortificato, eccetera, eccetera, facendo un discorso sulla militarizzazione del territorio, ma in realtà, ormai lo sappiamo, la prima vera fortificazione di questa parte del territorio sono state le nuove mura di Mestre, cioè quello che viene definito il Castelnuovo, va bene? Ma, e non voglio aprire l'argomento perché appunto darò la parola a Federico, mentre nel 300 Venezia costruisce una difesa murata pensando alla città di Mestre, più che città era ancora un borgo di Mestre, quindi una cinta fortificata per proteggere la popolazione, quindi le abitazioni, il forte pensato dai francesi è un Forte Marghera, è un forte completamente diverso, con un'accezione e un pensiero strategico difensivo completamente diverso da quello veneziano. E qui mi fermo perché non è questo l'argomento di cui dobbiamo parlare questa sera. Bene, dicevo, una nuova lettura storiografica che, se qualcuno di voi è interessato, potrà vedere molto meglio e con dovizia di particolari in questo libro che Federico ha pubblicato. Il titolo è Il Risorgimento Veneto 1848-49 e alla fine di questo libro ci sono anche delle considerazioni specifiche sul Forte di Marghera che magari sentiremo anche questa sera.
Però, ripeto, è solo alla fine, perché si comincia a parlare nello specifico del forte da pagina 302, mi pare, fino a pagina 313. Ma prima sono illustrate tutte le vicende politiche che hanno anticipato l'assedio del forte, che hanno a che fare con la storia dell'Italia e quindi con gli stati che sono stati coinvolti nei moti, con considerazioni assolutamente inedite e originali fatte da Federico. E io con questo gli cedo la parola e lo ringrazio ancora per l'aiuto che ci sta dando. Bene, ne approfitto io per fare un'ultima domanda a Federico e ritornare a Forte Marghera, diciamo, le vicende che lui ci ha illustrato da una prospettiva molto più ampia. È difficile dare, anzi bisogna essere prudenti a dare dei giudizi tranchant anche su queste vicende, e sono d'accordo. La prima considerazione è questa: sortita di Mestre, tatticamente è vero, è stato un grave errore ritirarsi nel forte, ma forse l'hanno fatto anche per mancanza d'uomini. Questa è la prima domanda. La seconda invece discende dagli studi che anch'io ho avuto occasione di fare anni fa proprio sulle vicende del forte e dell'assedio. Quando gli austriaci arrivarono a Mestre, presero il forte, e nel Consiglio di guerra veneziano ci fu un dibattito su cosa fare del ponte ferroviario. E fu un dibattito feroce perché alcuni non volevano che fosse demolito, perché ormai avevano capito che le cose si stavano compiendo e quindi la salvezza del ponte, per quanto Venezia sarebbe poi ritornata sotto controllo austriaco, la salvezza del ponte avrebbe assicurato un futuro alla città, un collegamento ferroviario fondamentale. E diciamo, quello che è stato attuato del ponte, cioè avere creato una batteria, come abbiamo visto anche dalle immagini che ci hai mostrato, è stato una sorta di compromesso, di compromesso. Ora, da questo dibattito e da altre cose che ho avuto modo di mettere in evidenza, su delle cose che ho scritto su Forte Marghera, vediamo che i massimi responsabili della difesa veneziana avevano idee diverse. Di questo non mi sorprendo, perché è normalissimo, perché non siamo in una comunità ristretta. Lo stesso Manin, quando si costruì la linea ferroviaria e il ponte, fu incaricato fu colui che si recò a Milano in cerca degli azionisti per trovare i capitali per costruire la strada ferrata. Insomma, ecco, quindi Manin è un personaggio veramente a tutto tondo che secondo me ancora deve essere capito fino in fondo. Forse lui ha fatto l'errore di affidarsi troppo all'alleanza con i Savoia, che praticamente poi l'hanno graziato, perché se tutto è fallito per la ragione di Stato piemontese, potremmo chiamarla così, no? Però diciamo che il Manin si trovava in una situazione estremamente complessa. Beh, allora, gli uomini ce li avevano, ho accennato prima, erano praticamente equivalenti agli austriaci che avevano di fronte, quindi avrebbero potuto immaginare qualcosa di meglio. Soprattutto avrebbero potuto intervenire prima, aiutando, durando i pontifici a fermare gli austriaci che arrivavano dall'Isonzo. Quello è l'errore, diciamo, grande. Ormai all'epoca della sortita la situazione era compromessa. Sicuramente c'è a Venezia chi si preoccupa del dopoguerra, come sempre, d'altronde per dire Speer si preoccuperà di salvare gli impianti industriali della Germania che Hitler aveva ordinato di distruggere. Si preoccupa del dopo, no? Se la guerra è perduta, non è che devono morire tutti, muoia Sansone con i Filistei. E questo è vero. D'altronde è interessante l'osservazione che ha fatto Antonio Manno riguardo a Manin, perché la ferrovia è stata un'impresa privata. Nella prima parte del libro ne parlo, non è stata un'impresa pubblica, cioè non è lo Stato austriaco che costruisce la reale ferrovia ferdinandea, sono i commercianti veneziani in modo particolare che vogliono questo collegamento con Milano
Faranno anche molta fatica negli anni e riescono a trovare delle sponde in terra lombarda e alla fine a costruirla. Ma è stata un'impresa privata che serviva al porto di Venezia sostanzialmente, perché il porto di Venezia era oggetto di un ostracismo totale da parte delle autorità austriache che gli preferivano Trieste, naturalmente dal loro punto. Niente di nuovo neanche qua, siamo nel presente. Trieste d'altronde è città fedelissima, quindi si può capire. Ecco, nell'odio degli austriaci verso i veneziani, bisogna dire la verità, nel giro di pochi anni combattono un'infinità di guerre contro, quindi si può anche capire che alla fine ci sia dell'ostilità e del rancore reciproco. Mi permetto di chiudere con un aneddoto folcloristico, perché quando gli austriaci hanno incominciato a bombardare Venezia, come ci raccontava Federico, il bombardamento fu attuato anche di notte. Ci ha fatto vedere anche un dipinto di questo bombardamento notturno. E sappiamo che alcune palle di cannone venivano riscaldate in dei forni a riverbero per renderle incandescenti, in modo tale che cadendo a caso appunto sui tetti di Venezia provocassero degli incendi. E si vedevano queste palle incandescenti arrivare nella notte e furono definite dal popolo veneziano le naranze viennesi. Grazie Federico.